Paolo ha scelto un metodo alternativo di sedile per il suo rientro a Londra. Dai, qua stiamo aspettando. Buongiorno, 3 giugno, ci stiamo organizzando perché abbiamo deciso di noleggiare un furgone, farci 550 km circa andata e ritorno, 7 amici, andremo a Cardiff, non abbiamo biglietti per la finale di Champions, quindi non so cosa ci faremo là, dubito che entreremo, però ci proviamo. Non è un vlog solo per i juventini perché la maggior parte del vlog sarà appunto il viaggio e l'avventura della ricerca del biglietto, o forse di guardarsela in un pub con qualche spagnolo ubriaco. Abbiamo anche un po' di amici dalla Sardegna. It's the time. No, molto bene, molto carichi. Ci aspettano 3 ore di viaggio. Beh, Gianfranco dormirà sicuramente. No, però che al quinto minuto del vlog vedete Gianfranco ha collassato. Sperando in un biglietto, anzi in 4 biglietti. Sarà dura. Però Amo, sei contenta che stiamo andando a Cardiff? Amo, sei contenta che stiamo andando a Cardiff? Amo? Dai, toglila quella cosa, sì. Sei contenta che stiamo andando, che ti sto portando a Cardiff? Sei contenta? Sì. Sì. No, io preferisco stare a Londra. Ma c'è la finale di Champions. Cosa siamo fuori? Amo, devi crederci però. Guardate com'è contenta che la porto a Cardiff. Luca ha organizzato anche la pizza per il viaggio. Allora, la situazione è questa. Stiamo aspettando Paolo e Cleo. Dobbiamo fare 800.000 km, non sappiamo neanche la strada. Siamo quasi in orario. Non abbiamo biglietti, però aspetta sempre di più una finale dal pub di Cardiff. E Ollu, sarai di compagnia a sto viaggio? Ha detto di sì, sotto i bar. Ciao Cle, saluta. No, Ciao pa. Ciao pa. Oggi Samuele non era arrivato. Oh, buongiorno. Strano, Gianfranco è già addormentato. Gianfri, cos'hai da dirci? Tutto a posto? Stavo riposando gli occhi. Stavo riposando gli occhi. Non sapevo a Cardiff ci fosse la dogana. Forse non c'è la dogana, però bisogna pagare il pedaggio. Gianfranco, sei sveglio? Sì. Non sto guidando, siamo in coda, siamo fermi. Raga, mi raccomando, guidate sicuri, non vlogate mentre guidate. Prima tappa in un posto sperduto del Galles. Ora cerchiamo un buon pub gallese. Prima cosa, come si chiama questo paese? Siamo in Gallura qua, non in Gallura. Qualcuno sa come si chiama questo paese? Mago. Ah, Magor. No. Già, visto che ti porto in città. Siamo entrati in possesso della vlogocamera. e lui è in bagno in questo momento. Noi siamo pronti e lei è la nostra cameriera preferita. Ok? Ok. E Gianfranco E sta noi parlando, vorrei dirlo. siamo- Andiamo a trovare il vlogger in camera, in bagno. Dov'è? Eccolo! La camera sola. Se non troviamo i biglietti ce la guardiamo qua. Sì, ma me. Da soli, tutto il pub del Galles. Allora, non troveremo il biglietto, però naturalmente per prepararci bisogna prelevare. E già lui ci si è voluto mettere al sicuro. E niente, si è voluto mettere al sicuro a prelevare. Mangiato, abbiamo svaligiato un bancomat dove si preleva con la speranza di trovare qualche biglietto, ma la vedo dura. A sinistra e prendi Fields Park Road. A sinistra e prendi Fields Park Road. Ok raga, arrivati a Cardiff. Eccolo.
Ma stai vendendo o comprando? Da vendere. No, niente. Vediamo anche a posto. Raga, la vedo molto grigia. Tutti che cercano biglietti là fuori, sarà tosta. Sei anche tu nel vlog adesso. Altri oliastrini nel vlog. Voglio fare questo. Dipende dal biglietto. Lo state vendendo? La terza categoria. Abbiamo anche la mascotte, abbiamo Mac che mai fa il segno negativo a tutti i madridisti. Guardatelo, guarda. Sardegna. Io sono spagnolo, parlo un po' di italiano. Parli un po' italiano. Chi vince? Però mi piace tanto Buffon, però scusa, questa notte, la duodettima. Ma voi ne avete tante, una a noi anche. No, non è così. Fammi la foto con lui. Grazie mille. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Adesso come lo fai? Ma chi è? Ultimo tentativo, andiamo sotto allo stadio, un'oretta, se non troviamo i biglietti cerchiamo un posto dove vedercela. L'ambiente comunque è una figata. È quello che fa Carpissano in America. Anche un video con il migliore di Sky. Chi vince? Siamo tutti qua per la stessa cosa. Sì o no? Bisogna farla finire a schifo. Lo passo. Dai ragazzi, adesso le parole no, però testimonia un po' l'entusiasmo. Nel frattempo a Mediaset Premium in diretta. Meglio di un biglietto da Savoia. Cioè vedi tutti quei cartelli compriamo, e poi però sono i bagarini che vendono. C'è un giro incredibile, però resteremo fuori, quindi andiamo a cercare un pub dove vederci. Non ho detto che ti avrei portato nel privé. È iniziata ragazzi, ho segnato Roberto. Soffrendo come un cane ragazzi, ha segnato il Real. Non ci siamo finita. Real. Mancano 25 minuti ma è come se sia poco da dire. Real Madrid molto superiore, continuiamo a rinunciare a giocarla, continuiamo ad avere paura nelle finali, aver paura di perderle. Complimenti veramente al Real Madrid perché superiori, molto superiori. Almeno una foto con i poliziotti. C'è una nota positiva in tutto questo, ci siamo risparmiati il biglietto, dato che non abbiamo trovato nessuno che ci vendesse un biglietto. Le cifre che chiedevano, dico, abbiamo risparmiato qualsiasi cifra si potesse spendere, quindi l'unica nota veramente positiva della serata, perché per il resto stendiamo un velo pietoso. Dottor Pirondi, per questo vlog c'è una morale, c'è un pensiero che possiamo condividere? Sì, allora io lo intitolerei come risparmiare 1000 euro a casa. Mi sembra un bel titolo. Ok, Paolo ha scelto un metodo alternativo di sedile per il suo rientro a Londra. Dai, qua stiamo aspettando. Tappa a metà strada, ancora lunga ragazzi. 3:20 siamo arrivati. Il giorno dopo Cardiff
Andiamo a recuperare un po' di energie. Morale un po' sottoterra, ma le finali Un po' sottoterra. le finali. Ciao a tutti, allora questa è la domenica. No. Ciao, questa è domenica. No. Ciao, oggi è domenica 4 giugno. Metterà nel vlog, no. Siamo. Buongiorno, lunedì si va al lavoro. Il vlog appunto era centrato sul viaggio a Cardiff, quindi volevo giusto spiegarvi cosa può insegnare il calcio e lo sport di positivo anche quando va male ad un tifoso come a me. E poi consegniamo l'ultima maglia. Allora, vediamo un po'. Il fatto è che cerco sempre di trarre qualcosa di positivo anche in una situazione così negativa, sempre considerando che si tratta di calcio e quindi di uno sport, e ci ho riflettuto molto. In realtà secondo me sono due le cose che appunto chiamiamole positive, a parte il fatto dei soldi risparmiati del biglietto. Il calcio e lo sport ci insegnano appunto che non è facile vincere, non è facile avere successo, non è facile riuscire in ciò che si vuole. Per un juventino sarebbe stata appunto l'apoteosi vincere la Champions, però non è semplice. Se si vuole veramente qualcosa, si è lavorato tanto, non è detto che arrivi subito, e niente, nulla è semplice, bisogna continuare a provarci. Mi dispiace, la sera soprattutto ero molto dispiaciuto. Il giorno dopo stavo già pensando al dopo, stavo già pensando avanti, stavo già pensando a riprovarci da tifoso e appunto nella vita. E questo porta anche al secondo pensiero positivo che ne trago da questa situazione qua, che a volte non è solo l'arrivo, a volte si tratta anche del percorso. Non è tanto l'arrivare a quella posizione, anche a livello lavorativo, ad arrivare a quella posizione manageriale. Se si ama il viaggio si può sbagliare sicuramente, perché vuol dire comunque vincere ogni giorno e non una volta sola. Amo vincere, ma prendo la sconfitta in maniera molto positiva. Mi accorgo che riesco sempre subito a ripartire. Io immagino che forse il 90% degli juventini avrebbero cancellato l'episodio e avrebbero fatto un episodio su qualcos'altro. Mi sono anche accorto che ho fatto troppi forse vlog juventini, quindi è un'occasione anche per tutta la community che segue il vlog appunto che non è juventina, di sfogarsi, di prendersi qualche rivincita. Taggatevi a vicenda, taggate il vostro amico interista, così mi sfottete un po'. Comunque, quarta maglia da segnare di Chiellini, la quarta maglia autografata da Chiellini del contest. Il contest quindi è ufficialmente chiuso. Assegniamo la maglia. Allora raga, molto semplice. Non so a chi dare la maglia, mi avete scritto tantissimi bellissimi messaggi, sarebbero centinaia di maglie da dare, quindi ho deciso che non do nessuna maglia io, decidete voi, la date voi, ossia senza gara di mi piace, senza nulla, però sotto questo vlog, sotto questo video, ognuno di voi deve scrivere il nome di chi dovrebbe vincerla, quindi taggatelo. Ognuno di voi può votare solo un nome, non è per fare a gara di tag o per condividere di più, è perché semplicemente voglio che la community stessa, voglio che voi stessi decidiate chi la deve vincere. Chi prenderà più tag, chi verrà menzionato più volte, vincerà la maglia. Scade domenica 12, scade questa domenica entro le 12. Ognuno di voi scelga un nome, scelga chi secondo voi si merita per vari motivi, perché ha seguito molto il vlog, perché ha commentato, perché ha condiviso molto, oppure per qualsiasi altro motivo, un compleanno, una laurea, un momento particolare. Sceglietelo voi, taggatelo voi. È la quarta maglia di Chiellini, è l'ultima, è venerdì. Uscite, divertitevi, non bevete troppo, divertitevi con gli amici, fate quello che volete come sempre. Ci vediamo venerdì prossimo con un vlog abbastanza interessante. Buona!